Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici e buon anno a tutti. E cominciamo oggi con un sorriso, un bel sorriso, un sorriso sul nostro viso, un sorriso nel nostro cuore e sorridiamo a questo nuovo anno che ci viene incontro. Accogliamolo con serenità, con fiducia. Vediamo tutte le stagioni che vivremo. La primavera, l'estate, l'autunno, un nuovo inverno e vediamoci attraversare tutte le stagioni sorridenti, sereni. Ci saranno giorni sereni, ci saranno giorni difficili forse, ci saranno giorni di sole, ci saranno giorni di pioggia, non solo nel cielo, ma anche dentro di noi. Accogliamo tutto con accettazione, con serenità. Prendiamo un bel respiro profondo, immaginiamo di portare dentro di noi luce, energia, forza, fiducia e una lunga, profonda espirazione. Buttiamo fuori tutto l'anno passato, buttiamo fuori tutto quello che ci disturba, quello che non ci fa stare bene. Ancora una profonda ispirazione. Facciamo scendere sempre il respiro fino in fondo. Possiamo appoggiare anche la mano sull'addome, sentire che il movimento del respiro distende, espande tutta la parete addominale e con l'espirazione la parete addominale rientra un po'. Ancora, inspiriamo e espiriamo. Lo facciamo ancora una volta. Immaginiamo di riempirci di luce, di forza vitale con ogni inspirazione e buttare fuori con ogni espirazione tutto quello che è grigio, che è pesante, vecchio, ripetitivo e rilassiamo. Adesso portiamo le braccia verso l'alto, allunghiamoci verso l'alto, anche con la colonna, con tutto il tronco, ma senza rigidità, tutto con morbidezza, come una pianta che va su a cercare la luce nel modo più naturale, più spontaneo possibile. Apriamo un po' anche le braccia, immaginiamo che siano rami di un albero che si allungano, che vanno verso il cielo, che vanno a cercare la luce e muoviamoci anche un po'. Un albero che danza, la chioma di un albero che si muove nel vento, tutto con leggerezza. Ancora. Poi abbassiamo lentamente le braccia, rilassiamo, distendiamo. Teniamo le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie, tutta la schiena bella larga, aperta, rilassata. Adesso apriamo le braccia lateralmente. Adesso le spingiamo lontano, le tendiamo lontano con forza, poi le chiudiamo e ci abbracciamo. Ci abbracciamo e ci stringiamo al cuore, mandando amore a noi stessi. Immaginiamo di riempire d'amore il mondo che ci circonda e decidiamo che quest'anno sarà un anno pieno d'amore e non dipenderà dalle circostanze esterne, dipenderà da noi. Un anno per accettare, accogliere anche quello che non ci piace, quello che vorremmo rifiutare, ma che dobbiamo comunque, a cui dobbiamo comunque aprirci, accogliere con serenità. Teniamo un attimo questa posizione, cerchiamo di aprire bene tutti i muscoli posteriori della schiena, tutta la muscolatura dorsale, che è la muscolatura che trattiene sempre la collera, le tensioni.
sciogliamola dolcemente. Abbracciamoci con amore, abbracciamoci con affetto, augurandoci di passare un anno sereno. Poi abbandoniamo le braccia, rilassiamo, distendiamo e cominciamo a fare un po' di lavoro per le nostre vertebre cervicali. Tutto con leggerezza, tutto con dolcezza, tutto con attenzione. Inspiriamo dentro il respiro, espiro. Inclino la testa verso una spalla, ritorno al centro con l'inspirazione e con l'espirazione fuori il respiro la inclino verso l'altra spalla. Ancora, inspiro al centro, espiro, inspiro, espiro. Ancora ritorno con l'inspirazione. Adesso lentamente giro la testa verso una spalla senza alzare il mento, senza abbassarlo. Il mento rimane parallelo al pavimento. Inspiro al centro, espiro, giro la testa verso l'altra spalla. Ancora, testa al centro, espiro, la giro, ritorno e la giro verso l'altra spalla e la riporto al centro. Adesso la fletto in avanti, giù bene il mento, portiamo bene il mento contro lo sterno, inspiro su, la testa al centro, espiro fuori, respiro indietro la testa. Torno al centro, dentro l'aria, giù la testa, fuori l'aria. Ancora, dentro l'aria, fuori l'aria. Ritorno, ancora una volta, la testa si flette in avanti. Cerchiamo di sentire come si distendono in questo movimento le vertebre cervicali. Sulla testa, la porto indietro, sentiamo come si distendono, come si distende la gola. Adesso sono chiuse le cervicali, tutta la gola completamente distesa. Teniamo un attimo questa posizione della testa. Sentiamo com'è piacevole questa apertura di tutta la gola. Poi ritorno lentamente. Adesso flettiamo la testa in avanti e con la testa disegniamo dei cerchi nell'aria e sempre tutto con leggerezza e cercando di essere sempre attenti, sempre presenti a quello che stiamo facendo. Essere colmi di quello a cui ci stiamo dedicando, non pensare a nient'altro, sentire il peso della nostra testa, sentire il movimento del nostro collo, sentire come si muovono i muscoli, le ossa, le articolazioni. E adesso nell'altra direzione. Teniamo sempre le spalle bene aperte, rilassate, lontano dalle orecchie. Ancora un altro cerchio. Immaginiamo sempre che la nostra testa sia una piccola sfera dorata. La muoviamo con attenzione. Lento e lungo il movimento. E ci fermiamo. Solleviamo la testa, rilassiamo. Adesso portiamo le braccia in avanti, dentro il respiro, fuori il respiro, ruoto sul lato, appoggio la mano sul ginocchio opposto, premo un po' con la mano, mi aiuta a entrare bene nella torsione, spingo indietro l'altro braccio. Poi ritorno al centro, dentro il respiro, fuori il respiro, sull'altro lato. Cerco di spingere bene indietro questa spalla,
in avanti l'altra spalla, ritorno, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, inspiro al centro, espiro. Lo faccio ancora una volta, dentro il respiro, fuori il respiro. E ancora una volta sull'altro lato, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno. Allunghiamo bene le braccia in avanti, teniamo un attimo questo allungamento, poi abbandoniamo completamente le braccia, rilassate, pesanti, spalle bene aperte, colonna diritta. Non chiudiamo lo spazio nella schiena, non chiudiamo lo spazio nel torace. Cerchiamo di sentirla, questa apertura nel petto, questa apertura nella schiena. Sentiamo lo spazio che c'è tra le scapole. Bene, adesso solleviamo una gamba, mani intrecciate sul ginocchio, su il piede e giù. Lentamente. Ancora spingiamo bene la punta del piede nella direzione del ginocchio, poi giù verso il pavimento. Ancora su. Cerchiamo di sentire come si muovono i muscoli della gamba sotto le nostre mani. Su e giù. Ancora una volta, su. Poi abbassiamo il piede, distendiamo bene il collo del piede. Rilassiamo, distendiamo. Su l'altra gamba, mani intrecciate sul ginocchio, giù il piede, poi su lentamente lo portiamo verso il corpo, facciamo scendere ancora, su bene, e anche qui ascoltiamolo il movimento, sentiamo come si distende il collo del piede, sentiamo come si distende anche i muscoli del polpaccio, come si allungano e come si accorciano. Su. Ancora una volta. E su. E rilassiamo, distendiamo. Adesso su ancora l'altra gamba. Disegniamo dei cerchi nell'aria con il piede, lenti, ampi. Adesso sentiamo com'è il movimento nella caviglia, nell'articolazione della caviglia. Nell'altra direzione. Teniamo sempre le spalle rilassate, lontano dalle orecchie. Movimenti lenti, circolari. E rilasso. E su l'altra gamba. E lo stesso movimento con l'altro piede. Lenti i movimenti, attenti. Nell'altra direzione. E ci fermiamo. Rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle. Disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, lenti e ampi, anche qua, movimenti rotondi, fluidi. Ancora. E nell'altra direzione. Allarghiamo il più possibile i gomiti e li avviciniamo il più possibile. Dobbiamo sentire un bel movimento anche nelle spalle, le spalle che si abbassano e si sollevano. Bene, rilassiamo, sempre le spalle aperte, distese, rilassate, lontano dalle orecchie.
Adesso lavoriamo un po' con le mani, con le dita delle mani, sciogliamo un po' le articolazioni delle dita delle mani, chiudiamo le mani, pugni stretti, apriamo il pollice, teniamo un attimo questa apertura, apriamo l'indice, un dito per volta, sentiamole le dita, sentiamo il pollice, sentiamo l'indice, i medi, apriamo le dita medie, i medi, poi apriamo gli anulari e gli indici, e i mignoli, scusate, apriamo bene, proprio le mani bene aperte, ben distanziate le dita, poi chiudiamo i mignoli, un dito per volta, anulari, medi, indici e pollici. Stringiamo con forza e lo facciamo ancora una volta. Pollici, indici, medi, anulari e mignoli. Teniamo questa bella apertura, le dita ben separate, divaricate, poi chiudiamo mignoli, anulari, medi, indici e pollici, stringiamo con forza, rilassiamo, abbandoniamo le braccia, lasciamole riposare. Adesso sciogliamo un po' i polsi, intrecciamo le dita delle mani, portiamo una mano verso l'alto e l'altra verso il basso, così, e poi muoviamo lentamente le mani, le braccia, una mano su, l'altra giù, poi una mano, poi cambiamo, una sale e l'altra scende. Ancora, rilassiamo, teniamo l'intreccio delle mani. Adesso facciamo lo stesso movimento ma in orizzontale. Portiamo le mani davanti al petto, palmi delle mani verso il petto, una mano avanti, l'altra indietro. Ancora. Palmi delle mani adesso sono verso il corpo, rilassiamo. Poi su ancora le braccia e cambiamo. Adesso i palmi delle mani sono nella direzione opposta, il dorso delle mani verso il corpo e facciamo ancora lo stesso movimento. Ancora. E rilassiamo. Abbandoniamo completamente le spalle, le braccia, prendiamo dei bei respiri. Adesso facciamo un movimento per aprire un po' le anche, per sciogliere un po' le articolazioni delle anche. Solleviamo ancora la gamba, ancora le mani intrecciate sul ginocchio, portiamo la gamba, il ginocchio all'esterno, quanto possibile, il piede all'interno. Poi cerchiamo di spingere un po' il ginocchio nella direzione opposta. Ancora, apriamo bene lateralmente, portiamo nell'altra direzione, ci fermiamo un attimo. Ancora, apro, chiudo e rilasso. L'altra gamba, apro lateralmente, porto nella direzione opposta, spingo un po' nella direzione opposta, poi apro quanto possibile, chiudo. Ancora, tutta l'attenzione deve essere all'articolazione dell'anca, è lì che dobbiamo entrare con l'attenzione, cercare di aprire, di sciogliere, di creare spazio. E chiudo. E faccio scendere la gamba, rilasso.
Adesso portiamo le braccia in avanti, apriamo ancora bene le dita delle mani, poi le ripieghiamo come se fossero degli artigli, vedete la posizione delle mani? Le braccia adesso sono tese, forti, anche spingiamo un po' in avanti anche le spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria, velocemente. Rilassiamo, poi ancora braccia in avanti, prendiamo la stessa posizione con le dita delle mani nella direzione opposta. E rilassiamo ancora, braccia abbandonate, distendiamo. Intrecciamo ancora le dita delle mani, portiamo le mani sopra la testa con i gomiti un po' piegati. Inspiro, espirando lentamente entro in torsione, torno inspirando, espirando, torsione sull'altro lato. Cerco di spingere bene indietro questo gomito, ritorno inspirando, espiro, torno ancora con l'inspirazione, fuori il respiro, ritorno, adesso mi inclino lentamente su un fianco, tengo un po' la posizione, poi ritorno, mi inclino sull'altro fianco, su ancora una volta, scendo, cerco di aprire bene tutto questo lato, ritorno e scendo sull'altro lato. E ritorno. Sciolgo le braccia, le muovo un po' così con leggerezza, come se fossero dei veli che si muovono nell'aria, che si snodano nell'aria. Facciamo tutti i movimenti che vogliamo, leggeri, leggerissimi. Bene, e sorridiamo ancora. Abbiamo iniziato con un sorriso, terminiamo con un sorriso. Sorridiamo a tutti i giorni che ci aspettano. Grazie. Vi abbraccio tutti con tanto affetto e ci troviamo ancora presto. Buona giornata a tutti.